Partita la terza batteria, presentiamo la quarta e ultima: Giorgia De Mas Micheluto alla 1, Claudia Rigo 2, Giulia Arcagna 3, Vittoria Grotto 4, Tina Marin 5, Margherita Gordiali alla 6, Chiara Gattagris alla 7, Sofia De Favri alla 8. In acqua con la batteria 3, corsia 4 Giulia Grasso, secondo tempo di iscrizione, già medagliata in categoria in questa prova di 200 stile libero. In corsia numero 2 troviamo Barbara Pozzobon, specialista del gran fondo, delle lunghissime distanze dello stile libero. Lei già medagliata in campo assoluto in vasca nei 5.000, in acque libere nella 25 km, ha già preso parte con la nazionale maggiore agli europei di Horn nel 2016, è già partecipante nelle tappe di Coppa del Mondo, sempre con la nazionale italiana assoluta di fondo. Concetta Perroni 1:1:38, Giulia Grasso 1:2:64 e poi la Pozzobon Barbara proprio ad occupare la terza posizione 1:4:24. Concetta Perroni in corsia numero 5, anche lei già medagliata in categoria di Roma, l'argento nel 2016 nei 50 stile. Perroni, Grasso, Pozzobon, sempre le prime tre posizioni, alla sesta virata, al tocco dei 150, Perroni 33:10, guadagna Giulia Grasso 32:48, Pozzobon 32:87. Argento nei 5.000 in vasca nel 2016, abbiamo detto anche europei assoluti, pass guadagnato in quanto medagliata in campo assoluto nella 25 km, gara più lunga del programma del fondo. Intanto si completa la prova con Giulia Grasso che sorpassa nel finale, dunque a lei la terza batteria 2:6:41, Perroni 2:7:57, terza nella generale, Pozzobon Barbara 2:9:72 si mette in sesta posizione quando manca ancora una batteria.